Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma i muli qua, vis-à-vis, questi... Sì, Ciano, i muli che sta qua, vis-à-vis. Ah, ma è per quello allora. Si chiama vis-à-vis. Le scopacchie, Ciano. Ah, sì, adesso andrò. Buono, bravo. C'è che con sta caldana non mi fa nessuna voglia di andare fuori. Come che ti capisco. Sto caldo proprio coppia. Coppia. Sì, dovremo anche organizzare per le ferie, no? Ah, sì, ma non tutti ingrumati in spiaggia, magari in qualche posto fresco. Ah, tu sai, sì, sto anno potessimo andare per le Alte, che gli è più fresco. Ma per le alte tipo Basovicchia. Baciovicchia, Ciano, Baciovicchia. Baciovicchia. Comunque no, ma più alte, tipo in montagna, su. Ah. Gli tanti luoghi belli, anche qua vicino. Ah, sì? Io non ho presente. Tipo? Beh, potesse essere bello tipo di andare sui laghi di Fucine. Di Fucine. Sì, o anche a Sappada, a Tarvicchio. Tarvicchio. Ah, o se no ancora più in alto, sul Giuncolano. Sul Giunco. Sì, dai, sul monte Giuncolano, Ciano. Ah, sul Giuncolano. Sì, sa che bello, farà quasi gimmala. Ah, beh. Brian, vieni anche tu con gli nonni al fresco in montagna. Vai lo, gazzacciami all'albergo. E dall'altra parte... E com'è? Sono qua. Loredana? Oh, ma come sei? Te l'ho detto che sono me. Sì, certo, ma scusi, ma sono un attimo indaffarato, che stavo rimettendo il computer. Ah, ti è quel benedetto computer. Ma ti sa che mi servi? Ah, sì, beh, te sta più con lui che con me. Boh, ma allora te ha riportato Poldo a Giusy? Sì. La sta bene adesso? Sì, sta bene. Ma te ha mantenuto le distanze? Ma sì, bon, dai, te prego, ormai la sta bene. Adesso po' che anche Poldo che sta con Eda. Sì, beata Elia. Ne mancherà. Ah, te sa sì, ormai mi ero abituata a averlo qua. Gli era un piacere proprio. Bon, ma ascolta, te vuoi che ce l'abbiamo anche noi uno? Un Poldo? Sì, bon, ma non Poldo, un can. Magari come Poldo, della stessa razza. Ma non sarà mai come Poldo. Boh. Però sarebbe bello, sì. Ma sì, bon, dai, cosa cambia? Dai, proviamo a guardare sul tuo computer se si trova qualcosa in giro. Ah, ok. Adesso che si è attaccato tutto. Ecco, bon, dai, va sul sito del canile, che magari... Questo? Ecco, sì, ma guarda che bei che c'è. Ma questi sei grandi. Sì, bon. Questi sei vecchi, malati. Sì, bon, povere bestie, ma va ancora in zoo che magari sei altri. Ma mi volessi come Poldo. Te capisco, ma non credo che sia così facile. Ma prova a guardare ancora. Ascolta, ma fa una roba. Dimmi. Prova a chiamare Giusy e te che chiedi dove che ragazzo il tuo Poldo. Ah, sì, aspetta. Dovessi ricordarmi il numero. Ecco. Se non me ne rispondi. Pronto? Ah, ciao Belia, pronto, sono Loredana. Ah, ciao, dimmi tutto. Scusami, sai, ma volevo chiederti, ti dove te la c'ho il tuo poldo? Ah, guarda, mi lo avevo tolto da una signora che aveva avuto una cucciolata. Ah, beh, però sono stata fortunata. Ah, sì, però pensa, la mamma di Poldo adesso sta aspettando un'altra cucciolata. Ah, sì? Cioè, che bello. Sì, guarda, mi ha detto che dovessi partorire a fine estate. Ah, ma che figata! Cioè, dammi il numero di sta signora che così magari la chiamiamo. Ah, sì, guarda, adesso te lo mando su WhatsApp. Ah, che bello, ottimo, grazie, sa.
era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Che praticamente se quei Gian, come si chiama? Con tutte quelle mascherine indosso. Sì, boh, ma non è solo lui, c'è anche la Loredana, no?